Buonasera mister, possiamo iniziare con le domande? Vedete, se no, cioè, tira fuori carte de briscola fino a 4 raggi. Allora, Verona è una partita dominata dall'Hellas, però un pareggio. Come mai? No, cioè sì, non ho parole, guarda. Cioè, guarda, parliamo di altro, guarda, se no mi vengono buganze da nervoso. Cioè, veramente, guarda, parliamo di fila alle poste, cioè, noi 1000 occasioni. Torino ha fatto 2 tiri in porta e un gol. Cioè, ho nervoso più di Vecchiotto che aspetta di tirare pensione alle poste e c'è fila lunga. Poi i tifosi sono rimasti perché è sembrato molto deluso anche nei confronti della società. Ci sembra che stia perdendo la pazienza. No, cioè, cosa vuoi che ti dico? Cioè, mi sembra chiaro concetto, no? Cioè, ho preso squadra dopo grosso disastro, no? Sì. E ho portato a livello che sotto occhi anche di Orbo. Cioè, mi aspettavo almeno c'è una telefonata. Sì, certo. Cioè, invece... Eccola la telefonata. Invece neanche un WhatsAppino. Neanche un buongiorno con un gattino. No, neanche niente. A me questo fa male, cioè, mi dispiace, capito? Cioè, è come quando tu conosci Stropa, che era bella Stropa. Però lei è diventata grosso cadenasso. Lei era bella, ma lei ha trascurato. È diventata come Boiler, no? Ma poveretta, scusi. Si petina da disgraziata, cioè, veste da gresa, si trucca con spatola di cartongesso. Cioè, però tu vedi che lei era bella Stropa, ma deve aver incontrato grosso osso di brodo e è diventata catapecchia, no? Allora tu decidi di aiutare lei a diventare ancora bella Stropa. Tu metti tanta pazienza il lavoro che fai, cioè tu aiuti a fare zumba, così lei butta su culotto, cioè tu compri vestiti con una nina di quel che segedese, e porti da parrucchiera Micaela che fa bella pettinatura, butti via spatola di cartongesso e porti da Marino Marangoni a truccare, cioè tu metti tanta pazienza e inizi a vedere i risultati e tutti fanno complimenti a lei e anche a te, no? Insomma, e finalmente dopo 2 anni lei non ha più culo. Lei pettina come si deve, trucca bene e veste da fighetta, cioè è diventata di nuovo bella Stropa. Fantastico. Allora tu soddisfatto, tu hai fatto bel lavoro e inizi a pensare a futuro con lei, a fare progetti con lei, a casetta, a Cadiopi, a Palio Weekend Elettrica con Tettuccio, panoramico, a fare vacanze a Punta Sabbioni, magari du fioi un cagnetto. Tu ti aspetti che lei parli di te, di questi progetti, invece lei non parla di progetti, non dice a te neanche una parola. No, e tu resti male di questa cosa qua, resti deluso. Allora inizi anche a perdere pazienza, no? Anche quando tu cerchi lei per buttare zoppa asciutta, no? Vedi che lei inventa scuse, ho mal di testa, è sostracca, ho una montagna di robe da stirare. Allora tu deluso e perdi pazienza e dai una e dai due, cioè tu cominci a buttare occhi su altre strope che ti fanno bei occhi come vigliacche, no? E ti fanno occhi dolci. Allora, morale qual è? Qual è la morale? Qual è la morale? Pazienza è quella cosa che daga ancora e daga domani si trasforma in ma vai mosca mora. Mosca mora. Questo è quello che io penso. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.